Buongiorno, bentornati con l'informazione di Telefriuli con il nostro notiziario che apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca. Un imprenditore di 77 anni è morto infatti dopo essere precipitato dal tetto di uno dei suoi capannoni delle aziende di proprietà. Siamo nella zona industriale di Maniago. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina attorno alle 6 quando sono arrivati sul posto per lavorare i primi operai. Secondo una primissima ricostruzione l'anziano sarebbe salito sulla copertura già nella giornata di ieri. Voleva fare un sopralluogo per verificare una presunta perdita di acqua. Da quanto si è appreso poi una porzione del lucernaio ha ceduto, l'uomo è precipitato per alcuni metri, poi decedendo purtroppo all'istante. Le indagini sono a cura dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo, intervenuti sul posto insieme agli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. E sempre la cronaca, sono sempre più le persone che vengono sanzionate e controllate in Friuli Venezia Giulia perché trovate al tavolo di un bar oppure di un ristorante senza il previsto Green Pass. Sono state individuate dai carabinieri del NAS che adesso avvieranno anche una serie nuova di controlli che riguardano il prezzo dei tamponi nelle farmacie. Sentiamo nel servizio. Aumentano i casi di persone che in Friuli Venezia Giulia accedono a bar e ristoranti per mangiare o bere al tavolo senza il Green Pass. È quanto emerge dagli esiti dei controlli eseguiti negli ultimi 15 giorni dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno elevato 19 sanzioni amministrative di 400 euro ciascuna, ridotte a 280 euro ciascuna se pagate entro 5 giorni, nei confronti di clienti senza certificazione verde e nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici per omessa verifica. 6 le sanzioni elevate nel territorio dell'ex provincia di Udine, 6 nell'Isontino, 4 nel Friuli Occidentale, in particolare fuori dalla città di Pordenone, e 3 infine in area giuliana. In 2 casi si è trattato di clienti che si sono soffermati a giocare alle slot machine, attività per cui è previsto il Green Pass. I controlli del NAS sono stati intensificati e continueranno in tutta la regione anche nelle prossime settimane, sempre nei locali pubblici. Al via poi, in questi giorni, sempre da parte dei militari del nucleo antisofisticazione, anche un altro tipo di monitoraggio riguarda le farmacie per verificare il rispetto dell'applicazione del prezzo dei tamponi, che non deve superare, perché è calmierato, i 15 euro. Rimaniamo sul tema Green Pass, No Pass, giornata di cortei di protesta oggi a Trieste. In questo momento in piazza e laboratorio una parte del movimento appunto No Green Pass. Allora per vedere come sta andando la manifestazione ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Andrea Pierini. A te la linea Andrea. Buongiorno Paola e buongiorno ai telespettatori di Telefriuli. Sì, siamo nel cuore della manifestazione prevista a Trieste questa mattina, una manifestazione in realtà per chiedere la tutela e la dignità del lavoro, circa 1 migliaio le persone in piazza. Si tratta di una manifestazione organizzata dalle associazioni sindacali di base, quindi parliamo insomma di USB e Cobas per quanto riguarda il mondo della scuola. Manifestazione ovviamente molto tranquilla, circa 1 migliaio come detto. I manifestanti sono partiti intorno alle 11 da piazza Goldoni, dove si sono spostati poi sotto la sede del Consiglio regionale e quello che vedete nelle immagini invece è la sede di Confindustria Alto Adriatico. Adesso il movimento, il corteo, le 1000 persone si stanno muovendo verso piazza Goldoni dove chiuderà il corteo. Decisamente diverso il clima per quanto riguarda questo pomeriggio, quando in piazza scenderanno i lavoratori portuali. L'assembramento è previsto intorno alle 14:30, assembramento inteso come raggruppamento di persone e come assembramento, l'accezione che abbiamo imparato a dare durante il Covid, e poi ci sarà verosimilmente verso piazza Ponte Rosso, però è tutto da definire. Se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea con questa ultima immagine appunto sul corteo. Allora grazie ad Andrea Pierini per questo aggiornamento da Trieste, insomma per l'ennesima manifestazione No Pass che ha animato anche tante altre città
Dell'Italia torniamo alla cronaca. Intorno all'una di questa notte un incidente stradale con incendio a Pinzano al Tagliamento, e l'una quando una vettura ferma allo stop viene tamponata violentemente da un'altra macchina. La prima vettura finisce in un fosso, la seconda, una Opel Corsa alimentata a gas GPL, si incendia dopo un breve tratto di marcia sempre sulla stessa viabilità. Si tratta della strada provinciale, ex strada provinciale all'altezza del Bosco di Valeriano. Per fortuna nessuna persona rimane ferita, però i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, sempre del distaccamento di Spilimbergo, stanno indagando in queste ore per fare chiarezza su questo particolare incidente. E poi ancora intervento dei vigili del fuoco. Questa mattina alle 6:30 siamo nella zona di Trieste, Colle di Monrupino. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del garage di un'abitazione e poi si sono estese anche al piano superiore, coinvolgendo la stanza sovrastante un'auto rimessa. Come si diceva, l'allarme alle 6:30, sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Trieste con 2 partenze, sul posto anche il funzionario di guardia. Fortunatamente anche in questo caso, come per Pinzano, nessuna persona è rimasta ferita. Ora le cause di questo rogo sono al vaglio dei pompieri, che hanno terminato comunque l'intervento. E vediamo invece cosa è successo nell'ultima settimana per i controlli su strade eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Udine, che hanno intensificato i controlli per reprimere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Il servizio. 40 infrazioni accertate al codice della strada, di cui 11 dovute alla guida sotto l'influenza dell'alcol, a fronte dei 93 conducenti sottoposti a un controllo con l'etilometro e con il cosiddetto precursore. In 2 casi, a Venzone e a Codroipo, la guida in stato di ebbrezza è stata la causa di incidenti stradali, per fortuna senza feriti gravi. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Udine nella settimana appena trascorsa. L'attività di controllo alla circolazione stradale è stata intensificata su tutto il territorio provinciale. Contravvenzionati amministrativamente anche 3 diciannovenni, 2 ragazzi e una ragazza, che avevano bevuto nonostante, come neopatentati, avrebbero dovuto rispettare il limite del cosiddetto alcol zero. 7 le persone che sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, 9 le patenti ritirate, 136 i punti decurtati sulla patente. I militari, con una forza di 621 pattuglie, hanno rilevato 19 incidenti stradali, 10 con lesioni alle persone e 9 con soli danni ai mezzi. E continuiamo con la cronaca. La scorsa notte intorno alle 23 è terminato un intervento di soccorso che ha visto protagonista un motociclista di lingua tedesca che con 2 amici aveva raggiunto le alture. Siamo a quota 1370 metri di Treppo Carnico. I 2 amici, dopo appunto che si era fratturato una gamba, hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino che hanno raggiunto il posto insieme al personale sanitario. L'uomo poi è stato trasportato fino all'ambulanza grazie all'intervento anche di corde impiegate proprio dai volontari del CNS AS. Non è grave. E ladri in azione a Fiumicello Villa Vicentina in 2 abitazioni. In un caso si tratta di un pensionato che si è allontanato temporaneamente dalla sua abitazione, che è stato derubato di pochi monili in oro, qualche contante. Anche in un'altra casa di Fiumicello, evidentemente i ladri hanno preso di mira questo paese della Bassa Friulana, sono stati rubati bigiotteria e monili in oro. L'allarme immediato al 112. E poi un furto invece più ingente da Fagagna in una villetta. Sono stati esportati in questo caso contanti per circa 10.000 euro. E i sindacati dell'Alto Friuli, della Carnia ma anche della zona di Gemona si appellano all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per alcuni disservizi che si sono verificati nel fine settimana riguardo il servizio di continuità assistenziale. Sentiamo. È stato un fine settimana difficile per i turni delle guardie mediche in Alto Friuli, Carnia e anche a Gemona del Friuli. In alcuni turni i cittadini infatti sono stati dirottati dal centralino a sedi limitrofe per trovare risposte alle loro necessità. I sindaci del Canal del Ferro e Valcanale hanno chiesto aiuto ai vertici dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, azienda che conta 134 comuni, dalla montagna al mare.
Aggiungiamoci poi, dice Fabrizio Fuccaro, presidente della comunità di montagna Canal del Ferro Valcanale, le difficoltà a trovare dei medici disponibili a coprire i turni anche nelle sedi più lontane, oltre che a coprire i posti vacanti dei medici di medicina generale che stanno andando in pensione. Crediamo sia necessario rivedere l'organizzazione e la presenza dei presidi sul territorio della montagna. La comunità di montagna tratterà il tema nella prossima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito del Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale, il prossimo giovedì. Sono all'ordine del giorno anche i servizi sociali dei comuni, delegati dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. E proprio su questa tematica abbiamo sentito David Turello, il direttore socio-sanitario dell'azienda appunto ASUFC, per capire cosa è successo. Nessun cittadino è stato lasciato da solo, nessuna chiamata è stata appunto, tutte le chiamate sono state evase, non ci sono state situazioni di difficoltà, è precisa. Stiamo lavorando proprio insieme ai sindaci di questa zona della montagna una proposta di copertura appunto di continuità assistenziale. Si tratta del resto, lo spiega proprio il responsabile, di una zona con una diciamo densità abitativa molto bassa e di un territorio molto vasto, quindi anche difficile naturalmente da coprire. L'impegno è massimo su questo fronte da parte dell'azienda sanitaria, in stretto contatto con i sindaci della montagna. E sono stati premiati nei giorni scorsi nella città stellata i 3 vincitori di Palma Storia, concorso letterario nazionale biennale dedicato al romanzo storico. Ad assegnare il riconoscimento sono state la giuria tecnica e quella popolare. Vediamo. L'Associazione Culturale Libermente APS, protagonista a Palma Nova di numerosi eventi educativi, è l'animatore di Palma Storia, un particolare concorso letterario nazionale dedicato al romanzo storico che ha recentemente premiato i vincitori di questa terza edizione. Sempre la finalità principale della nostra associazione, cioè promuovere la pratica della lettura, con l'obiettivo di qualificare la nostra fortezza veneziana come città della lettura. È un premio biennale che riguarda il romanzo storico e questa scelta l'abbiamo fatta pensando al luogo in cui si svolge il concorso, la fortezza veneziana che vive nella storia. Dopo un intervento della professoressa Sergia Adamo, sono stati assegnati i premi espressi dalle 2 giurie, quella tecnica e quella popolare, che hanno decretato i primi 3 classificati. Voglio qui ricordare i titoli dei romanzi vincitori della terza edizione del Palma Storia 2020. Ricorda il tuo nome, primo premio di Nicola Valentini, secondo premio Il sangue nero di Mussolini di Emanuela Signorini, terzo premio Le 3 verità di Antonio Luna. Allo scrittore friulano Angelo Floramo è andato invece il premio della giuria popolare per il suo romanzo La veglia di Liuba. Noi continueremo a promuovere come amministrazione comunale affinché ci sia sempre un futuro per queste iniziative molto buone. Il nostro TG finisce qui, ma rimanete con noi perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, torna l'appuntamento. Con a voi la linea.